va dedicata a queste straordinarie ragazze, queste 49 finaliste in gara per il titolo di Miss Veneto 2017. E siamo ancora qui in questa bellissima località che ci ospita, Jesolo, che anche quest'anno sarà la capitale della bellezza, non solo per la bellezza di questa città, per la bellezza del suo mare, per la bellezza della sua spiaggia, delle sue strutture turistiche, ma perché anche quest'anno, oltre Miss Veneto, qui arriverà Miss Italia. Tutte le 210 prefinaliste nazionali saranno qui con noi, insieme ovviamente alla grande finale del 9 settembre in diretta sulla 7. Ma questa sera qui andremo ad eleggere due di queste prefinaliste, perché in palio ci sarà il titolo di Miss Veneto insieme a quello di Miss Cinema Veneto, e se lo contenderanno queste 49 bellissime ragazze che sono qui perché in questi mesi si sono aggiudicate le tantissime selezioni che abbiamo organizzato per questa 78esima edizione di Miss Italia. Grazie, siete tanti anche questa sera, ci fa molto piacere per uno spettacolo dove sarà la protagonista assoluta la bellezza. Ci divertiremo sicuramente insieme, per voi che siete qui in Piazza Aurora e ovviamente per tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. E ringrazio gli amici di Udinese TV che ci danno la possibilità di andare in TV sul canale 110 sia in Friuli Venezia Giulia che in Veneto, e ovviamente anche in streaming. Quindi salutiamo anche tutti coloro che ci seguono attraverso il web da casa e vi diciamo che siamo qui a Jesolo. Bene, allora io a questo punto cosa devo fare? Devo andare innanzitutto a farvi conoscere queste belle ragazze. Sono in tante, abbiamo anche due bodyguard. Mi ero illuso, pensavo fossero per me, invece poi mi ho detto ma lascia perdere, abbiamo 49 belle ragazze da seguire e quindi tu mettiti in un angolo e vai avanti a presentarle. Allora io questo farò, mi metto in questo angolino, ho l'elenco di tutte le ragazze, le andremo a conoscere. Abbiamo qui di fronte a noi una giuria che voglio ringraziare, perché noi siamo ovviamente la sera, come si usa fare lo spettacolo, però questa giuria è stata straordinaria perché sono arrivati qui nel pomeriggio, si sono dedicate a queste ragazze, è stato un giudizio molto approfondito, hanno visto dei provini video, hanno sentito le ragazze parlare. Questa sera adesso loro avranno la possibilità di perfezionare quello che è un voto che è già stato espresso nell'arco di molte ore, e questo quindi darà la possibilità ancora di più di avere un verdetto ancora più giusto. Bene ragazze, siete pronte? Io mi faccio da parte, mi metto in un angolino, perché da 78 anni a questa parte le uniche vere grandi protagoniste di Miss Italia siete voi, e quindi io vado da questa parte, mi metto e inizierei a presentarvi. E cominciamo ovviamente dalla concorrente numero 1, perché è Silvia che apre il gruppo delle finaliste per il titolo di Miss Veneto. Prego, eccola, Silvia, concorrente numero 1. Con Alessia, concorrente numero 2. La voce della concorrente numero 3, Anna Giorgia. Ed è la volta della numero 4, lei è Elisa.
prossima Silvia, concorrente numero 5. Quindi andiamo con la concorrente numero 6, lei è Stefania.
numero 12, 22 anni di Verona. È la volta di un'altra Elisa, ma lei concorre con il numero 13. A 27 anni arriva da Isole, in provincia di Belluno. Lei è Alba, ha 21 anni e arriva da Jesolo, quindi poca strada ha fatto, ma qui è. Andiamo con Alessia, concorrente numero 15. Alessia abita a Borgoni, in provincia di Padova, e ha 19 anni. Con Ketty, concorrente numero 16. Lei arriva da Massanzago, in provincia di Padova, e ha 19 anni. Abbiamo Valentina, concorrente numero 17. Lei arriva da Villanova di Campo San Piero, in provincia di Padova, e ha 22 anni. Linda, concorrente numero 18.
Giorgia, concorrente numero 19. Ha 19 anni e abita a San Pietro in Q, in provincia di Padova. Andiamo con Paola, concorrente numero 20. A 18 anni arriva da Porto Cupola, in provincia di Treviso. La volta di Jessica, concorrente numero 21, arriva da Malostica, provincia di Vicenza, a 18 anni. E quindi la numero 22, lei è Anna, arriva da Pianezze, provincia di Vicenza, e ha 20 anni. E quindi Veronica, tocca a te. Veronica, concorrente numero 23, arriva da Mira, in provincia di Venezia, e ha 21 anni. Andiamo con Francesca, concorrente numero 24. Lei ha 18 anni e arriva da Feltre, provincia di Belluno. Lei è Melania, 21 anni, di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso.
con Patrizia, concorrente numero 26, 19 anni, arriva da San Cipriano di Roccate, in provincia di Trento. E quindi Agnese, concorrente numero 27, 19 anni, di Concordia Sagittaria, provincia di Venezia. Francesca, concorrente numero 28. Francesca, 18 anni, arriva da Paone, provincia di Padova. Villa Franca di Verona. Nicola, 20 anni, concorrente numero 29. E quindi andiamo con Jennifer, concorrente numero 30. Jennifer arriva da Stanghelle, in provincia di Padova, e ha 24 anni. Ed è la volta di Giulia, concorrente numero 31. Giulia, 18 anni, arriva da Favaro Veneto, provincia di Venezia. E con il numero 32 abbiamo Anna di San Bonifacio, provincia di Verona, 21 anni, concorrente numero 32.
Emma arriva da Negrar, provincia di Verona, a 23 anni, concorrente numero 34. Tocca a te, concorrente numero 35 di Sona, provincia di Verona, a 18 anni, Lisa, numero 35. Lei è Valentina di Montegrosso, provincia di Padova, 20 anni. Questa arriva da Montebello, provincia di Vicenza, a 21 anni.
Gaia, concorrente numero 40, 29 anni di Ormelle, provincia di Trento. Concorrente numero 41 da Sottomarine, provincia di Venezia, 25 anni. Concorrente numero 41, Sara. Elisa, concorrente numero 42. Elisa, 26 anni, arriva da Mestre, provincia di Venezia.
sempre Elisa, ma lei concorre con il numero 47. A 20 anni Elisa, di Med Marcador, provincia di Belluno, numero 47. Sara compra il numero 48. Questo straordinario gruppo di finaliste per il titolo di Miss Veneto, valido ovviamente per la missione alle prefinali nazionali di Miss Italia, Federica la compra il numero 49. E ovviamente un grazie anche a voi. Facciamo un applauso a questi due ragazzi, sono ballerini, Grazie. Bene, che belle, 49 bellezze, ripeto, lo dico per voi che magari vi siete appena avvicinate voi in questa piazza, così come gli amici magari ci stanno seguendo in TV e dicono ma cosa sta succedendo? Siamo a Jesolo, in piazza Aurora, e queste sono le bellissime ragazze che si contendono il titolo di Miss Veneto, ma non solo, perché c'è anche Miss Cinema Veneto, ovviamente il titolo valido per la missione alle prefinali nazionali di Miss Italia, e queste sono tutte ragazze che a loro modo hanno vinto, visto che se sono qui si sono aggiudicate le varie selezioni. Adesso invece è il momento di un ospite, ci troviamo a Jesolo e quindi noi con noi abbiamo il sindaco Valerio Zoggia, accompagnato sul palco da Flavia Bastò, che è l'assessore al turismo. Prego, sindaco, buonasera a lei. Buonasera. Cedo a lei il microfono. Sì, è doveroso da parte mia un saluto a tutto il pubblico che è presente in piazza Aurora questa sera. Miss Italia, dopo 4 anni abbiamo deciso di continuare ancora perché riteniamo che sia un appuntamento importante per la nostra città, però questa sera volevo dedicare un pensiero e quindi chiedo alla gente di fare anch'io un applauso, però un applauso un po' triste in ricordo delle persone che non ci sono più, che sono state vittime di un attentato la scorsa settimana a Barcellona in Spagna. Quindi grazie di cuore, grazie, perché è doveroso avere un pensiero anche a persone che hanno in vacanza come noi, come voi, e che quindi purtroppo non ci sono più. Grazie. E per quanto riguarda le ragazze, sono tante e quindi non sarà facile nemmeno per loro, però devono prenderla come un gioco, e nell'occasione presento l'assessore, che vi faccio dare un veloce saluto, l'assessore al turismo che è da un mese e mezzo circa, il turismo di Jesolo. Prego Flavia. Grazie mille, buonasera a tutti. Buonasera a Piazza Aurora, come sempre molto numerosi, quindi ci fa piacere vedere che l'intrattenimento che proponiamo per i nostri turisti sia apprezzato e che siate qui appunto questa sera. E non ruberei altro tempo perché veramente sono proprio tante, complimenti ai giurati perché non è un lavoro facile il loro quello di oggi, quindi in bocca al lupo alla migliore.
Grazie, vi invito a rimanere qui. Sì, lei ha ringraziato giustamente i giurati, lo faccio nuovamente perché, ripeto, oggi si sono dedicati, abbiamo trascorso 2 ore nel pomeriggio dove le ragazze sono state viste con tutta la dovuta calma, le ragazze si sono presentate, quindi abbiamo anche sentito come se la cavano, proprio come sanno proporsi, con un vero e proprio provino video, e adesso ovviamente stanno dando quello che è il voto definitivo. Però c'è una ragazza, e lei sindaco lo ricorda sicuramente, che su questo palco l'anno scorso ha ottenuto una soddisfazione enorme, che non si è fermata su questo palco questa soddisfazione perché è andata oltre, perché lei si è aggiudicata il titolo di Miss Veneto, poi alla finale nazionale ce la ricordiamo tutti quanto ci ha fatto soffrire e sorridere, perché si è classificata terza alla finale nazionale, si è aggiudicata un titolo importantissimo che è quello di Miss Miluna, titolo nazionale, e lei questa sera dovrà consegnare e cedere la corona di Miss Veneto, perché ovviamente lo cederà nelle mani del sindaco, che poi il sindaco andrà a porla sul capo di Miss Veneto 2017. Con noi Silvia Lavarini, un applauso per Silvia, e ti chiediamo una passerella fino in fondo. La nostra Silvia Lavarini, Miss Veneto, vai, fatti ammirare in tutto il tuo splendore, Silvia Lavarini. Miss Veneto 2016, ripeto, ma non solo, terza classificata alla finale nazionale di Miss Italia, e si è aggiudicata il titolo importantissimo che è il titolo di Miss Miluna, titolo nazionale, quindi che le ha offerto tra l'altro delle interessanti opportunità professionali, perché in fondo è questo che conta, è un gioco. Queste ragazze partecipano, però se poi queste ragazze riescono a ottenere quel qualcosa in più, beh, sicuramente a noi fa molto piacere. Silvia Lavarini. No, stai qui. Prego, sindaco, si avvicini anche lei, assessore. Silvia, ritornare su questo palco, rivedere questo pubblico che ti ha sostenuta anche da casa con le telefonate, perché tu l'anno scorso a Televoto è andata molto bene. Cosa si prova? Un'emozione bellissima, onestamente in questo momento mi sta prendendo un po' male, perché il fatto che quello che succederà tra poco non mi piace molto. Cioè, lei ha già detto: io sta corona non la mollo, la fascia se l'è tatuata, lei ce l'ha tatuata sotto, sì è vero, però cosa diresti alla ragazza che vincerà, alla quale devi darla la corona? Cioè, sappi che tanto hai quella di Miluna anche a casa, lo diciamo, lo sveliamo. Cosa consiglieresti? Infatti la corona è mia e me la tengo per sempre. La corona è simbolica, diciamo, perché l'anno è stato unico, pieno di emozioni, ma soprattutto un anno così non lo rifarò mai, non avrò più la possibilità di fare un anno così bello, pieno di avventure, di viaggi. Ho viaggiato tantissimo, ho girato tutta l'Italia per lavoro e penso che una cosa più bella di così non ci sia. Beh, insomma, noi invece ti auguriamo che questo sia un grande punto di partenza per te, perché è una ragazza brava, sincera, onesta, intelligente, e quindi tu secondo me vivrai ancora tanti anni e tante soddisfazioni. Speriamo. No, assolutamente, facciamo un applauso per Silvia Lavarini. Forza! Allora, la corona a questo punto, sindaco, come te l'ha posta sul capo? Fate piano l'immagine, ci sono i fotografi. Con calma, riprende la corona dal capo della Silvia, giratevi da questo, scusate, di profilo, ecco così, prende la corona, la Silvia, il sindaco non sa ma se l'è incollata, ha fatto fatica a sfilarla, noi lo sapevamo, e ce l'ha fatta, e questa corona, sindaco, andrà a porla sul capo di Miss Veneto 2017, anche se Silvia negli annali e per sempre resterà sempre la Miss Veneto 2016. Poi ovviamente noi ci vediamo, perché per il gran finale ci sarai anche tu. Un applauso ancora per Silvia Lavarini, e ovviamente grazie all'assessore, grazie anche al sindaco di Jesolo, perché ci hanno fatto compagnia, ci hanno onorato della loro presenza. Bene, la finale, la serata di Miss Veneto è anche un'occasione un po' per salutare degli amici che sono comunque stati con noi, che ci hanno fatto compagnia nel lungo percorso di selezioni. Sono davvero tantissime quest'anno le selezioni che abbiamo. Io dico abbiamo, parlo al plurale, perché quando uno in fondo sul palco rappresenta un gruppo di lavoro che è l'agenzia modashow.it di Paola Rizzotti, noi spesso stiamo sul palco e ci prendiamo dei meriti che magari non abbiamo, perché alle spalle abbiamo persone che lavorano in maniera impeccabile, e noi abbiamo un gruppo di lavoro davvero formidabile. Tra
Tra questi c'è una nostra amica che tra l'altro ha avuto un'esperienza di prefinalista di Miss Italia qualche anno fa, è una modella, ha cominciato anche a presentare. Io un paio d'anni fa ho detto ma facciamo una serata insieme, è andata bene e quindi facciamo delle serate insieme, altre serate che presenta solo lei e quindi mi fa piacere averla sul palco, ma non solo, perché lei fa un lavoro preziosissimo, perché secondo noi, secondo Modashow.it, le serate di Miss Italia non devono essere solo una gara, ma devono essere anche un modo per far crescere queste ragazze. Il pomeriggio si fanno delle prove, ci sono delle modelle a disposizione per insegnare loro un po' di portamento, quindi questo è un lavoro importantissimo e tra coloro che lo fanno c'è con noi Eleonora Nocente. Prego Eleonora. Oh là là, che vestito! Buonasera Jesolo, buonasera a tutti. Oh là là. Dovevi fare una sfilata o devi presentarla? Perché Insomma, ti sei una sposata? piazza così, no, non ancora. Beh, non farlo. È presto, non ti preoccupare. Se vuoi mi sposo con te questa sera. Siete d'accordo? Qualcuno dietro? Se mi dà l'ok io potrei anche, perché no, un momento di pazzia, sai. Non scherziamo su questa, è una serata di Miss Italia, tu devi portare i saluti da parte di Patrizia Merigliani, come fai in tutte le serate, perché tu ci sono serate nelle quali lei conduce da sola, altre che ci divertiamo a lavorare insieme, ma lei ha da sempre un compito, quello di portare i saluti da parte di Patrizia Merigliani e lei lo fa benissimo e molto volentieri, quindi questo è un momento istituzionale, quindi non si scherza, andiamo con i saluti di Patrizia. Anche perché Patrizia la rivedremo qui a Jesolo, no? Fra pochissimi giorni. Pochi giorni. Quindi care amiche, cari amici e care ragazze concorrenti, grazie per essere qui con noi. Miss Italia, come diceva mio padre Enzo, è un bellissimo gioco, ma è anche qualcosa in più. È un sogno, un bel sogno che può avverarsi. Ed allora viviamolo insieme questo sogno che si rinnova sempre. Evviva Miss Italia, evviva la bellezza che cambia. E quindi appunto era già partito l'applauso, ma io vorrei farlo arrivare fino a Roma, dove si trova in questo momento Patrizia, ma appunto a breve sarà qua, quindi la ringraziamo con questo applauso. Evviva Patrizia Merigliani e soprattutto evviva Enzo Merigliani, perché noi quest'anno celebriamo i 100 anni della nascita di Enzo, questo uomo straordinario, io lo dico sempre in ogni serata perché lo voglio ricordare, se non ci fosse stato lui con la sua lungimiranza, la sua capacità straordinaria di capire quello che era Miss Italia, il valore di Miss Italia, forse noi non saremmo qui a raccontare queste serate, quindi ovunque lui sia rivolgiamo un bel applauso per Enzo Merigliani. Poi ovviamente il testimone è stato preso dalla figlia Patrizia, lei con la stessa grinta, la caparbietà e soprattutto l'amore nei confronti di questo marchio e di queste ragazze, perché davvero chi è qui, vive le finali, le prefinali, vede Patrizia quanto è affezionata al concorso e soprattutto a queste ragazze, quindi davvero grazie. Senti Eleonora, ci sei? Perché limitarti solo a fare saluti da Patrizia? Magari citare anche gli sponsor. Eh sì, perché appunto sono degli sponsor che sono amici, partner di Miss Italia da tantissimi anni. Abbiamo Rocchetta, Miluna, Equilibra, Alpitour, Dharmal Institute, Tricologica, Interflora, Josep Ribkov, Romeur, Fria e infine Giada Marina. Ed è il momento invece di chiamare tutte le altre finaliste, perché adesso andremo ad assegnare il titolo di Miss Cinema Veneto. Miss Cinema Veneto viene assegnato tra tutte coloro che ovviamente non sono già state titolate con titoli regionali. E quindi andiamo a rivedere tutte le nostre concorrenti. Un applauso per loro.
e fascia di Miss Cinema, perché adesso andiamo ad assegnare questo titolo. Non so se verrà accompagnato, arriva il sindaco, sì, arriva con la corona, la fascia di Miss Cinema Veneto, questa fascia importantissima. La corona chi la porta, sindaco? Lei ha novità da dietro le quinte, la porta... arriva la Paola, scusa, io non lo sapevo. Buonasera Paola Rizzotti, ti abbiamo citato molte volte nel corso di questa serata, lei è la patron di Miss Italia in Veneto. Io una domanda te la faccio subito, come sta andando Paola? Io penso che è la serata delle grandi emozioni. Prima dell'inizio c'è stato un momento, insomma, un po' di commozione con queste ragazze, perché con stasera si conclude un percorso che è iniziato nel mese di febbraio. Quindi con tante di loro abbiamo, insomma, ci siamo visti in tante serate, abbiamo visto le loro gioie, le loro dispiaceri, le loro delusioni. Siamo arrivati alla fine, quindi questo, infatti prima c'è stato un attimo dove insomma eravamo tutti un po' immagomanti, però tant'è, quindi una grande soddisfazione, il pubblico delle grandi occasioni qui in Piazza Aurora è sempre un grande piacere, ma adesso penso che sia giusto andare a così premiare. Perfetto, allora io mi faccio da metto di qua, c'è più spazio, io ho bisogno di spazio, si vede, mi metto di qua. Allora, titolo di Miss Cinema Veneto, quindi prefinalista nazionale che si aggiunge a quelle che abbiamo conosciuto prima, è la concorrente numero 18, Linda Mani di Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Rifacciamo la scena della corona, prima l'hai chiesto in fotografica. Consegnate la corona di Miss Cinema Veneto, ma adesso c'è un altro regalo per te, perché grazie a Nicola Stevanato Gioielleria, dico per te un gioiello Miura. Potete rientrare in camerino a questo punto, rientrate pure perché si avvicina il momento di Miss Veneto, ma intanto potete rientrare. Grazie ragazzi, rientrate tutte, preparatevi per la prossima uscita dove lì veramente andremo ad eleggere Miss Veneto 2017. È una serata, come ha detto giustamente la Paola, di tante emozioni, una serata di tante emozioni, la giusta tensione posta in palio è davvero molto importante. Poi la soddisfazione per una ragazza di aggiudicarsi una serata così importante, così prestigiosa, e questo è anche grazie a voi. Io sto pensando a quante migliaia di persone abbiamo incrociato quest'estate nelle nostre serate, tanti appuntamenti abbiamo fatto di Miss Italia ed è stato bello con quale calore ci accoglie il pubblico, perché Miss Italia è sempre un marchio importante, è sempre, lo dico, riunisce anche in qualche modo le famiglie, vengono ad accompagnare le ragazze, è una cosa strana, è una percezione stranissima ma bella, positiva, è il bello di Miss Italia. Io davvero ringraziando voi voglio ringraziare tutti gli amici che ci sono venuti a trovare in tutto
tutte le selezioni. Grazie, perché in fondo se noi facciamo spettacolo è perché cerchiamo di portare un po' di svago e divertimento a voi e far divertire anche le nostre concorrenti. Quindi grazie davvero al pubblico che ci ha seguito e ovviamente grazie anche agli amici che ci stanno seguendo in televisione, perché anche voi quest'anno avete fatto un lavoro straordinario, quindi grazie davvero. E tutte e 49 le finaliste sul palco per l'elezione di Miss Veneto. Eccole, tutte insieme. Un applauso per loro, adesso si schiereranno e qui andremo a conoscere il nome di Miss Veneto 2017. Eccole qui, a voi, un applauso. E poi adesso sono 50, che si è aggiunta anche la Navarri ovviamente. Io non è colpa mia se non c'è spazio sul palco, sono loro che sono tanti. Facciamo un bel applauso, eccole qua le 49 finaliste più ovviamente adesso insieme in questo gran finale Anna Bardi, Miss Jesolo. Ripeto, lei era la più tranquilla perché lei è stata poi tra l'altro la prima ammessa alle prefinali di Miss Italia. E a questo punto innanzitutto io chiamerei sul palco il presidente del comitato Piazza Mazzini Aurora, Vittorio Gallo, con noi perché voleva portare giustamente un saluto e troviamo anche un'informazione di servizio da dare importante. Però Presidente, io cederei il microfono per un saluto. Grazie a tutti voi che siete stati così numerosi questa sera, che avete condiviso gli applausi per tutte le ragazze, perché se lo meritano tutte. Siamo in Piazza Aurora e un nome, l'Aurora, può essere l'aurora di una nuova carriera per qualcuno di loro e speriamo per tutti. Bellissimo questo, grazie ancora. Bene. E a questo punto sul palco il sindaco Valerio Zoggia insieme a Paola Rizzotti e insieme a loro Silvia Lavarini, Miss Veneto 2016. Arriva Silvia, arriva Paola Rizzotti con la corona. Allora, mettetevi al centro. Silvia, com'è questo momento? Così, sono molto emozionata, lo dico, non pensavo onestamente, invece dietro le quinte mi sono emozionata questa sera. E auguro a tutte le ragazze un in bocca al lupo e chi sarà la prossima Miss Veneto auguro di vivere tutte le cose che ho vissuto io e soprattutto la cosa più bella è che alle prefinali si tiene la bandiera del Veneto. Questa è la soddisfazione più bella di essere Miss Veneto. Brava Silvia, tra l'altro Silvia è protagonista in questi giorni di alcuni promo proprio per Miss Venezia, quindi se andate sulle pagine Facebook, su internet, sul web vedete il volto di Silvia in 3 ambientazioni diverse proprio per promuovere Miss Venezia. Io sapete che faccio? Mi metto nell'angolino perché voglio vederla insieme al pubblico questa premiazione. La mette la Silvia la corona? Mi dica. No, diciamo che per quanto mi riguarda questo è il momento più bruttino, perché sono 50, 2 le abbiamo in qualche modo già accontentate, Miss Jesolo
Miss Cinema, adesso purtroppo abbiamo solo una fascia e quindi mi dispiace per le altre, comunque è un gioco, dai. Ma insomma, io vorrei dire una cosa a tutte le ragazze. Silvia, non so se lo ricordate, ci sono tanti affezionati al concorso Miss Italia. Silvia 2 anni fa era qui e arrivò seconda, non ha mollato, anzi lei ha avuto la sensibilità di dire forse non era l'anno giusto, ha ripartecipato l'anno dopo, lo scorso anno, ha fatto tutto un tiro, ha vinto una selezione, ha vinto una finale regionale e ha vinto Miss Veneto. Questo deve servire da esempio quando noi diciamo non dovete mollare, ed è arrivata ovviamente terza alla finale nazionale e ha vinto il titolo di Miss Miluna. Quindi ragazze, non mollate mai. In qualsiasi occasione, in qualsiasi cosa voi dovete tenere duro, e vi posso garantire che anche per noi è una grande emozione, perché noi in questi mesi abbiamo condiviso con loro il camerino, abbiamo condiviso speranze, gioie e anche qualche delusione, però è stato comunque bello perché siete stati grandi, ci ha fatto piacere, abbiamo condiviso questa bella esperienza con delle ragazze straordinarie, non solo belle esteriormente ma belle dentro, ed è la cosa più bella che voi avete, ragazzi, complimenti. E a questo punto è il momento di premiare Miss Veneto 2017 da Piazza Aurora Jesolo alle prefinali nazionali. Non è che deve fare tanta strada, perché qui sarà. Voglio salutare anche tutti gli amici, siete in diretta su Facebook, se siete in diretta fate la diretta su Facebook, dai, facciamo tutti una bella diretta su Facebook, tutti insieme, da Piazza Aurora. Io lo dico a tutti quelli che ci seguono sul web, noi siamo in Piazza Aurora, a Jesolo, dove si sta svolgendo la finale di Miss Veneto. Vi saluto tutti, ragazze salutate, magari siamo in diretta, eccole qua, belle e sorridenti, vi salutiamo tutti, siamo in Piazza Aurora, a Jesolo, per la finale di Miss Veneto. Attendiamo di premiare Miss Veneto, ricordando che dal 27 al 29 agosto ci saranno le prefinali nazionali di Miss Italia a Jesolo, il 9 settembre in diretta sulla 7 la finale di Miss Italia a Jesolo, e alle prefinali nazionali sicuramente ci sarà Miss Veneto 2017, che è la concorrente numero 16, Katie Stevanato di Massanzago in provincia di Padova. Le ragazze erano belle, un lavoro lunghissimo. L'amico Nicola Stevanato con un gioiello, dai, è tutto tu. Vai Silvia, vai, una foto insieme. Gioiello di luna per te offerto da Gioielleria Stevanato. Sì, stavolta la passerella sì, dai, bisogna farla.
fotografo ufficiale di Miss Veneto e Miss Italia Veneto. Grazie a Dino Giuliani che è stato preziosissimo anche lui in questa stagione, e a questo punto grazie davvero a tutti quanti voi. Appuntamento qui a Jesolo dal 27 al 29 agosto per le prefinali, e il 9 agosto in diretta sulla 7 di Jesolo sosteniamo le candidate del Veneto. Con i fiori per la vincitrice, eccolo qui, ovviamente grazie a Interflow. Abbiamo detto tutto? Sì, e a questo punto vi salutiamo.